Lo aveva detto Renato Brunetta alla vigilia delle elezioni. A San Donà di Piave il primo turno sarebbero state le primarie di un centrodestra pronto a ricompattarsi in vista del ballottaggio. Lo conferma a spoglio terminato il candidato di Forza Italia Oliviero Leo, pronto a garantire il suo sostegno alla leghista Francesca Pilla nella sfida contro il PD Andrea Cereser. Noi abbiamo sempre cercato di portare ad avere un candidato unico, non ci siamo riusciti non per colpa nostra, però la democrazia è la legge dei numeri, dobbiamo accettare il risultato, siamo leggermente delusi perché aspettavamo un risultato un po' più florido, diciamo. Ecco, questo non è arrivato, siamo a disposizione per cercare di trovare una soluzione univoca per ricompattare il centrodestra, perché è un obiettivo che abbiamo sempre cercato di portare avanti. Con la Pilla ci siamo sentiti brevemente in mattinata, rivela Leo. Le ho fatto i complimenti per il risultato e non abbiamo parlato d'altro. Ma una trattativa è già avviata a livello di segreteria di partito. Ci sono dei pontieri, ho ricevuto già anche qualche messaggio, così ho fatto gli auguri anche a Forcolini, lui mi ha detto che saremo contattati a breve dalla candidata, quindi siamo qua, in attesa. Da parte nostra non c'è l'intenzione di porre alcuna condizione, assicura Leo, al di là del rispetto per la dignità di tutte le componenti del centrodestra. Faremo di tutto per ricompattare quest'area politica. Se non dovesse andare bene non sarà certo per colpa nostra. No, non ci sono paletti, noi vogliamo un apparentamento e basta. Non parleremo nemmeno di cariche, non parleremo di nulla. Riaggreghiamo, poi dopo valutiamo anche da fare.